Siamo in live. Ok. Vediamo chi arriva. Aspettiamo. Madonna, che palle, sto tablet. Ok. Ci dovremmo essere. Ottimo. Vediamo se arriva qualche porcone. Ok, non vedo ancora spettatori, vedo 2 spettatori. Scrivetemi in chat così vedo se funziona. E riprendiamo questo sogno con la Lucchese da 20esimi e 13esimi, ma manca ancora una vita purtroppo. Ciao Bubu, cara Gheorghe, ciao, ciao Gerva. Eccoli qua ragazzi, siamo 13esimi, ragazzi, abbiamo fatto un miracolo per il momento, però è dura. Però da ultimi a 13esimi abbiamo fatto un buon recupero, l'obiettivo è chiaramente la salvezza, senza i play-out. Non sarà facile, però ci proviamo. Guarda che bello che sono, che bello. Allora. Cosa c'è Tonio? Ciao Francone, cosa c'è Tonio? Cosa c'è Tonio? Voglio parlare di mercato. Non mi interessa della Juve Under 23. Ciao. Come tutto nero? Prova ad avviare grande Dino, grande Dino. Prova ad avviare, vecchio. Tonio è incazzato. Il nostro Tonio c'è, Tonio c'è, Tonio c'è. Il nostro Tonio, fai quella lucchese. Adesso siamo in casa contro il Novara, sarebbe bello. No, contro il Novara, scusate, adesso ho la partita con... come si chiama? Aspetta un attimo. L'Albissola. Va bene, dai, Tonio, non essere nervoso, Tonio, dai. Pensa che c'è il Cume qua a rallegrarti con queste live. Vecchio, non lo so allora, sinceramente. È molto strano. Ok. Forse ci sono problemi dall'app, non lo so, sai, non lo so. Partecipa alla conferenza. Allora, senza bottino pieno potremmo citare uno scivolone della Lucchese. Fa riposare. Non intendo affrontare l'argomento. L'Arzachena continuerà a lottare per non retrocedere. Non ho opinione.
Non è mio compito fare queste previsioni. Ciao. Proprio ora non mi interessa. O Falcone si rompe sempre, ragazzi. Cioè, veramente il portiere più rotto della storia. Molto bene. Allora, andiamo con la riunione. Ok. Va bene. Va bene, qua parliamo bene a tutti. Giochiamo larghi, smistiamo i palloni sulle fasce. Prestito campo. Ok. Perfetto. Per il momento giochiamo così. Eh sì, Francone, sì, abbiamo fatto 8 punti in 4 partite, è veramente uno show comendiano, uno show comendiano. Matteo Allia, madonna no ragazzi, anche no. Bisogna pensare bene a dicembre per fare un calciomercato, riprendere almeno qualche giocatore a basso costo. No, aspetta. Ok, abbiamo cazzo Lombardo è distrutto. Neanche davanti. La mettiamo Palumbo. Però senza... sarà dura senza il nostro campioncino, eh? Senza Lombardo sarà molto molto dura. No, così non va bene. Porca però dobbiamo farlo un po' riposare, sono tanti giocatori sono stanchi purtroppo. Favale. Sì, però anche questo. Ciao Amedeo. Dopo vediamo. Gennaio. Adesso guardiamo com'è. Siamo stanchissimi però, cazzo. A questo punto tengo Favale. Allora. Non ho ricambi. Adesso cominciano i problemi, ragazzi. Vabbè. Andiamo e che Dio ce la mandi buona. Di Lombardo. Ok. Dopo guardiamo. Siamo molto stanchi purtroppo. Questo dipende dal fatto che non ho ricambi nei ruoli che ho bisogno io. Quindi cerchiamo di fare... Beh, anche loro sono... No, loro come so... Beh, anche loro insomma hanno comunque dei giocatori stanchi, Vedremo, vedremo. Sarebbero importanti 3 punti oggi. Vediamo come va. L'obiettivo è la salvezza, così cominciamo ci creiamo un nome importante nelle gerarchie mondiali dei manager. Perché adesso siamo veramente scarsi. Allora. Proviamo a dire di andare un po' avanti. Come sempre i nostri inizi dei primi tempi sono così. Eh sì, Bellanova è un buon giocatore. Stiamo attenti. Eccolo là, primo gol subito dalla Lucchese. Da quando c'è il Cume. Porca miseria. Arriva il primo gol. Vabbè, ci sta. Purtroppo ci sta. Dobbiamo aspettare il calciomercato di gennaio. Purtroppo con gli uomini stanchi si vedono le differenze.
Adesso mettiamo nel secondo tempo Dio Lombardo. E vediamo. Ok. Sto attaccante non fa un cazzo però, mettiamo... Ah, siamo morti, siamo, porca miseria. Mettiamo il nostro rumeno preferito, eccolo qua. Indicazioni squadra, palla alla squadra, energico. Dai. Andiamo. Oh ragazzi, purtroppo capita. Dai, almeno il pareggio, cacchio. Oggi non ci siamo proprio. Non ci siamo proprio oggi. Occhio, 2-0. Oggi stiamo prendendo le bombe. Mamma mia, imbarcata oggi 3-0 dopo 51 minuti. Arriva la prima sconfitta, sconfitta pesante. Porca puttana. Guarda Palumbo, mamma mia, hai messo la merda di giocatore. E questi sono i risultati. Purtroppo non abbiamo ricambi degni di nota, abbiamo proprio ricambi di merda. E questi sono i risultati. Ora, peccato perché abbiamo vinto con squadre più forti e perdiamo con l'Albissola. Cioè, va bene. Anche Favale male. Ai ai ai. Non siamo mai entrati in partita oggi, Ma proprio mai mai mai. Guarda, sono distrutti i giocatori. Per carità, anche i suoi non sono messi bene, però... Male, un 3-0 pesante. Speriamo sia solo un episodio. Cioè, 12 tiri a 5 abbiamo subito. Va bene. Sono abbastanza deluso, 3-0 così non me l'aspettavo. C'è l'Arezzo però che è penultimo, bisogna vincere contro di loro, Brutta prestazione, sì. Deve arrivare presto gennaio, raga, manca poco per fortuna. Ho preso una... brutta sconfitta, sì. Che strano però, sti problemi per Agi. De Feo, sto facendo... Mamma mia ragazzi, De Feo scandalo. De Feo sta crollando. Allora, allenamento. Vabbè, allora. Programmazione, stiamo, stile tattico, gioco sulle fasce. Però aspettiamo che me lo chieda lui, perché l'allenamento offensivo ha portato la squadra a stancarsi un po',
Non l'ho ben capita questa. Non ho proprio capito sta... Ok. Migliora cazzo. Ok, siamo l'Arezzo, partita in trasferta, ma devono cercare di vincerla, raga. Ecco Gai, ecco Gai, ecco. Purtroppo è arrivata la prima sconfitta, Gai, un pesante 3-0. Purtroppo è arrivata, non siamo ancora nella zona rossa, però... Ragazzi, lo sappiamo che insomma la Lucchese è un'avventura non facile. Adesso appena arriva il calciomercato vediamo di fare qualche acquisto anche in prestito e cercare di prendere qualcuno di positivo. Ok. Allora, oggi però, visto che è messo male, ok, benissimo. Ritmo veloce. E ok. Dai ragazzi, oggi bisogna assolutamente vincere contro l'Arezzo. Giocheremo subito con una mentalità positiva e vediamo cosa riusciamo a combinare. Venezia esonero per Zenga. No, adesso, ma porca puttana. No, Frank De Boer al Venezia sarebbe bello, ma incredibile. Non ci credo. Non ci voglio credere. Vediamo chi sono i candidati. Fabio Grosso, Bisoli. Vabbè, peccato. Vai, con l'Arezzo voglio 3 punti, però. Peccato perché, per carità, forse Serie B non sarebbe stata possibilità di andare. Beh, se arriva De Boer al Venezia, ciao, fiori, proprio. Ok, allora, Formation. Ok. Buono. Falcone. Poi Falcone è meglio rispetto a Iolfi. Vabbè, siamo là, dai, siamo là. La la la. Lombardo bisogna metterlo. Sì, ma questi non recuperano neanche per sbaglio. Mamma mia. Questo com'è? 93, 93, beh, De Feo è distrutto, cazzo. De Feo è distrutto. Purtroppo mettiamo Bernardini, che però non è il suo ruolo. E lo dobbiamo fare così. E qua Bortolussi che però non può giocare. Vediamo. Palmese com'è? Mamma mia. Palumbo. Un pochino meglio, però ragazzi, siamo un po' in emergenza. Neanche Palumbo può farla. Devo mettere Palmese per forza. Ma come, scusa, ma... Allora... Che cazzo, però... Fiori, dovevamo metterle così, siamo messi veramente male. Non vedo l'ora di poter fare il calciomercato, perché devo prendere assolutamente un giocatore di fascia. Vai, che Dio ce la mandi buona.
Mi dispiace Agi Katsus, mi dispiace. Che si può vincere con l'Arezzo. Dai. Con l'Arezzo si può vincere. Crediamoci. L'Arezzo è penultimo. Ecco. Attenzione raga, stiamo cominciando a prendere diverse azioni offensive. No! Mamma mia. Ci dobbiamo dare una svegliata, raga, dai. Abbiamo 5 tiri a 1, però devo ancora vedere un'azione degna di nota. Proviamo a giocare offensivi. Dai ragazzi, dai ragazzi. I primi tempi nostri sono sempre così. Dai Lombardo. Lombardo! Sempre lui, il Pirlo di Lucca. Quarto gol in stagione. Grandissimo Lombardo. Grandissimo Lombardo. Mamma Lombardo. Mamma Lombardo, che gol. Mamma che gol di Lombardo. Il nostro lombardone nazionale la mette dentro. Avanti così. Il Pirlo di... sì, ma ragazzi. Mamma che gol, ti prego teniamola, ti prego teniamola. Bravo Greselin. Bisogna tenerla però ragazzi, bisogna tenerla. Il Pirlo di Lucca, quarto gol dalla cura Cumenda, ha devastato Lombardo. 11 tiri a 5, bisogna vincerla però. Bisogna vincerla questa. Lombardo, ancora lui! Mamma! No ragazzi, ma questo non è un uomo. Però sto attaccante qua proprio non mi piace, non fa un gol neanche per sbaglio. Favale è morto. Bisogna fare dei cambi, però la squadra è veramente morta. Ultimo cambio, aspettiamo un attimo. Mamma, peccato. Vai Bernardini. Ed è il Grese! Simone Greselin! Bella, bella, bella. Che è anche morto il Grese, devo anche toglierlo adesso, ma mi ha fatto un gollazzo. Grande Vocina, ti amo Vocina. Esce Greselin ed entra il nostro rumeno. Ok. Bravi ragazzi, bravi ragazzi. Teniamo duro però. Attenzione, c'è Cho Song, Yok, Stefanek. Mamma mia, palo. Provano il tutto per tutto adesso. Palo ancora. E fuori. Concentratevi, cazzo. Vi prego ragazzi, teniamo duro, teniamo duro. Teniamola. Adesso piove. Diluvio universale ad Arezzo, Bernardini. Lombardo. Strecchie. Lombardo. Provenzano. Sempre ammonito il Prove. Palumbo. Vai. Si va a vincere. Buon 2-0 ad Arezzo. La squadra si è ripresa dopo lo scivolone. Ottimo, ottimo direi. Ottimo direi.
importante questi 2-3 punti. Grande Lombardo. Lombardo, pallone d'oro, pallone d'oro. Sì. Allora, adesso però cominciamo a pensare. Allora, 3 punti pesanti. Sì, solviamo un attimo. Adesso dobbiamo pensare a una alla destra e a una alla sinistra. Così almeno le riserve là. E magari un centrocampista, però obiettivo playoff impossibile. No, abbiamo un budget trasferimenti di 140.000 euro. Cioè. La vedo un po' dura. Allora, giocatori. Facciamo. Vediamo in prestito chi c'è. Mettiamo ruolo. No, posizione, scusate. Cominciamo centrocampista offensivo destro. Non c'è nessuno? Allora. Questo? Ammazza. Questo non sembra male, eh? Però costa. È veloce. Non sembra male. Facciamo, aspetta un attimo. Visione. Vediamo, allora, vediamo questo giocatore qua. Ok. Ho sbagliato a scrivere? Non me lo trova. Non me lo trova, vecchio. Vabbè, vediamo. Allora. Questo non sembra male, comunque. Cioè, è vero che ha poca infrarizzazione, però è veloce almeno. Adesso vediamo comunque. Adesso me lo visione, cerchiamo di capire se è buono. Dove gioca? Adesso? Allora, vediamo. Svincolato. Beh, Nico Cruncher verrà. Aspetta, proviamo. Un vecchiaccio. Fondamentale. Oh, vorrebbe che... Allora, vediamo un attimo, aspetta. No, che cazzo. Ho sbagliato. Vabbè, intanto facciamo concludere l'accordo, poi vediamo, però attenzione, cioè, una stella... Allora, vabbè, ma è chiaro che non lo prendo. Mi serve un trequartista destro, un trequartista sinistro e un centrocampista centrale, un attaccante, però non ci sono soldi, cazzo, non ci sono soldi. Filippo Boniperti, cioè il figlio di Boniperti, non il figlio, il nipote. Allora, prestito, facciamo un prestito. Cioè, la facciamo.
Vediamo situazione normale. Che vogliono venire. Mamma mia. Non interessato, Lionel Messi. Beh, mi sembra giusto. C'è proprio poca roba, eh? Andiamo a sinistra intanto. Luca Forte. Madonna. Forte solo di cognome. Andrea Di Grazia. Questo può essere buono, può fare il caso nostro. Facciamolo, tanto non lo vendiamo, che ce ne frega noi. Ma non ce li ho i soldi, cioè, potremmo fare allora 60 adesso. E questo sembra buono, eh? Però facciamo anche la visione a giocatore. Ok. Raga, consigliate, andate su Google e cercate giocatori scarsi. Di Grazia, visto... Ottiene la promozione in Serie B, vabbè, o finalizza, che se me ne frega. Beh, aspetta. No. L'Ipswich Town. Che sport, che forte, ragazzi. Megoglioni. 37 anni. Questo è un bel giocatore, però, per la nostra categoria. Mi fai due ruoli. Speriamo, cazzo. Porca puttana. Non posso darti di più, vecchio. Facciamo così, chi se ne frega. Yes. Questo può essere un buon giocatore, eh? Bro del Pa, vediamo com'è. Centrocampista, che spocio, bello cazzo. In prestito dal Sassuolo, però non posso prenderlo. Purtroppo non posso prenderlo. Non è interessato per quello che se non posso prenderlo. Bello però. Neglia, consigliate voi, grandi, grandi. Samuele Neglia. Visione a giocatore. Non male, bravi. Zambataro. Padova under 20. In prestito, tutti in prestito, vecchio, non posso prenderli. Ma c'è Bolt. Prendiamo Bolt. Non c'è. Che palle, però potevano metterlo Bolt, cazzo. Floriano. Ok, ok. Io ci provo, raga. Io mi fido di voi, ragazzi, adesso mi fido di voi perché vi voglio bene. Vabbè, però, che palle. Sì, 3 milioni, ma che cazzo? Vabbè, noi ci proviamo, però vediamo se possiamo vendere qualcuno, magari. Qualche scandalo.
Cazzo, però è tornato Gabbia, questo è buono. Allora, abbiamo De Vito 12, 12, 13 ed è un po' lento. Martinelli. Beh, Gabbia, titolarissimo, cazzo. Ok. Sì, è la primavera, però è in prestito. La squadra è morta, però, cioè, non male che gioca tra 7 giorni, perché, ciao. Allora. Vediamo. Vediamo beh, Zanini. Zanini a sinistra. Ma perché? Ma scusa un attimo, ma... Ah, ok, no, gioca un sinistro... non può giocare, no. Non può giocare, no, purtroppo. Intanto qua mettiamo la squadra. Ok, allora mettiamo... Bortolussi. Adesso, ok, adesso guardiamo, adesso li guardo tutti ragazzi, one moment. E De Feo. Ok, carico tutto, ok. Adesso riprovo un attimo solo che sto sistemando la squadra. Allora, abbiamo detto... allora, Marcandella. Costano però questi giocatori, eh. No, no, è un giocatore del Padova, ma è in prestito, cioè è di un'altra squadra. Pozzebon. È tutto il bar. Però questo è un attaccante che può dire la sua. È infortunato fino al 6 dell'1. Quanto ha integrità fisica, però aspetta. Perché ovviamente il mio attacco non segna mai. Ma no. Ma porca puttana, scusate. Vabbè, visioniamolo anche. Sì, è il Padova. Pizzul. Grandi, quanto me li godo. Questo è un difensore sinistro. Perché non ci sono soldi, ragazzi. Non ci sono soldi. Sì, vabbè. Allora, facciamo così, 50. Le offerte saranno anche giuste, devo cercare di vendere qualcosa, porca miseria, che chi vendo? Allora, giocatori che non mi serviranno mai. Sto Palumbo, per esempio. Sì, ma che spoggia. Vediamo se qualcuno vuole sto giocatore.
Martinello. Sto pensando anch'io a qualche... solo che... no... Catania non ha giocatori. Beh, se stato stavo comprando di Grazia che... Costano tanto però, Simeri. Grande vocina. Simeri. Beh, spora dei bei parametri. Porca puttana. Vai, adesso vediamo. Aspetta che lo visioniamo. Non sembra male comunque. Dai, dai, grazie ragazzi, adesso giochiamo. Sia preoccupante, peccato. Niente. Floriano non vuole venire. Demiro Pozzebon. Osservazione in corso. Si freddezza un po' scarso, però 30 anni. 19 partite, 7 gol. Insomma, non è proprio uno che... Ha giocato anche nella Lucchese. Pizzul accettata. Vabbè, noi intanto... Tanto noi le accettiamo, poi vediamo. Simeri. Questo non sembra male, eh? Cazzo. Questo potremmo prenderlo. Ora, non lo so la carriera di FIFA perché, boh, nel senso, ho forse sbagliato squadra, cioè col Milan, vedendo come sta andando nella realtà, mi sto nervosendo parecchio, vediamo. Sì, ma non può, che palle, cioè come cazzo li compro sti qua? Non ho soldi. Fioi. Vediamo cosa vuole lui. Sì, ciao. Un sogno irrealizzabile, raga. Non ho i soldi. Ciao Alessandro, ciao Alessandro. Mi dispiace, era un bel giocatore, ma non vuole venire. Cioè, non vuole venire, non ho soldi. Sì, però, mamma mia, ragazzi, cioè, potevano anche... Sì, ciao. Ragazzi, giocatori che vogliono meno, perché sti qua... Guarda, faccio così, ecco. Questi proprio non vengono neanche se vuoi. Ciao Tonio. Che cacchio con l'F. Di piazza. Con 300k, ma che... cioè Premier League, Serie A... Allora, vediamo un attimo. Luca Moro. Devono costare poco di ingaggio, però Padova nel 18.
Si procura, mi stanno costando più di... E l'altro. Ciao furgoncino di gelati. Matteo di Piazza. E ragazzi, 550.000 non può venire. Fa un buon giocatore assolutamente, ma... Elegante trequartista, ragazzi. Ah, Dio mio. Quanto vuole? Però ragazzi, cioè, stiamo parlando di un giocatore fenomenale. Aspetta un attimo. Allora. Punta centrale. Quello di una punta che possa segnare qualche goals. Mamma mia. Ah sì, Luca Forte, questa è la pippa. Adesso Kanghi, faccio un attimo il mercato e poi ti do qualche consiglio, anche se non sono sicuramente un expertus. Non mi piace. Un attaccante deve costare poco, anche vecchio. Gubbio, Gubbio. Quanto costa? Ettore Marchi. È dura giocare, eh? Ettore Marchi non sembra male. Olbia. Aspetta un attimo. Vediamo se troviamo sto Antonio Martinello. Pisano. Öla! 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 E infatti, attenzione Gui, cosa ci ha portato Gui? Cosa ci ha portato Gui? Questo mi sembra un bel giovanotto. È anche veloce, finalizzazione, freddezza 12. Sergei. Barreto. Ma chi? Edgar. Ecco, il Saint-Étienne, ragazzi, cioè, penso 20 persone, ciao ragazzi, grazie ragazzi. No, sto pensando a un po' di giovani. Questo vorrei, cazzo. Questo ragazzi ve lo consiglio, diventerà veramente un grandissimo. Già dall'altro anno lo sto seguendo, è veramente forte. Ma vediamo il Milan primavera, che magari sono milanista magari qualcuno. Dai, ottavo comunque, bene. Molto bene. Mamma mia. Daniel Maldini, se lo voglio, cazzo. Voglio un Maldini in squadra. Culotta. Boh.
ma i miei pupilli del Venezia. Cristian Capone, ragazzi. Cioè, questo voglio, 3 milioni che suona. Vediamo l'Atalanta. Under 20. Mm. 18 anni svedese, non sembra male, eh? Proviamone un po'. L'Atalanta va bene a priori l'Atalanta, ragazzi. Cioè. Sì, vabbè, ciao. È forte questo. Se mi chiedono la Carrà, no, vabbè, niente. Acqua fresca, vabbè. È il Sion, ragazzi. Al Sion. Ma non costa veramente niente, però. Accettabile, ragazzi. Arriva acqua fresca, fioi. Secondo voi può andare bene per la categoria? Intanto vabbè, Cranciar, no, dai. Dai, il mercato si sta muovendo però. Ettore Marchi, Ettore Marchi. Però mi sembra meglio Martinelli. Adesso se volevi no, peccato, questa era bella. Ecco. È rimasto Ettore Marchi, ma anche lui non vorrà venire. Evviva. Sì, ma 33 anni. Sì. Per carità, non è male, eh? Proprio per niente. Sì, ma non ce la fa. Oh, è appena arrivato, non vuole venire. Siete. Tanto proviamo lui, Ettore Marchi, 33 anni, giocatore di esperienza, però, con parecchi gol. Però adesso se compriamo anche Beh di Grazia lo prendiamo, mi sembra. Sì, c'è già con Pizzul. Devo rimandarlo, ho bisogno prima di altre cose. Sì, Neglia costa troppo. Ciao De Marcus, bastoni. Bastoni, vediamo. Vediamo bastoni. Ma quello del Parma? Forse questo penso. E il Kabir, no, però comunque costano. Sì, costano un po' troppo, ragazzi. Giorgio Capece. Vittorio Bernardo. Parametro 0. Tanto lento però, Fiori. Cioè, vediamo il mio giocatore.
Cioè, non è tanto più scarso. Quanto vuole? Vediamo quanto vuole. Berettoni. Tutti lentissimi, cazzo. Tognazzi. Pistoiese. Però terzini, cioè in questo momento, per carità, revisione di tutti i ruoli, però. Proviamo. Joel Asoro, adesso proviamo. Mario Pugliesi, in prestito dall'Atalanta, non posso. Abbiamo detto. Lo so, non è facile, poi anche in live è ancora più difficile. Eyman, tu scrivi sempre. E vabbè. Cioè, ragazzi, pensa sempre, scrivi sempre Google, giovanissimi, scarsi, football manager. Accettata, ragazzi. Sì, ma veramente non è una lira sta roba, eh. Mamma mia. Non go Skyvech. Non ho soldi. Ciao. Vittorio Bernau, che accelerazione 7, ragazzi. Cioè, questo è veramente un paracarro, velocità 8. E addirittura non vuole venire, cioè, sì. Così. Vabbè, così chiaramente viene, però è tutto da vedere. Ma ascolta, ma di Grazia? Prenderemo solo lui, presumo, perché non abbiamo soldi. Ma di Grazia. Offerte. Ah, non verrà neanche lui, insomma. Vai, speriamo. Questo servirebbe veramente tanto, eh. Guarda che bel giocatore questo, fa tutte e due le fasce. Vai. Ogun 6. Grande l'Olbia. Punta veloce anche. Sì, ma è in prestito? No. Sì, ma sti qua vogliono tanto, sono sicuro. Cioè, proviamo, vecchio, assolutamente, ti ringrazio. Grande l'Olbia.
Ok. Tanto non lo vendo, che me ne frega. Ma. Piccoli, piccoli. Ce ne sono tanti da me che il nomi. Maniero. Costa, se lui costa troppo. Vrioni. Prestito. E Bagua. Nigeriano. Anche questo non è male. Inaccettabile. Ah, vaffanculo. Cosa me ne frega, mica lo vendo. Andiamo un po' avanti, dai. Ok. Vai. Rajcevic. Vabbè, ma che palle, però. Mamma mia. Oh. Sì, ciao. Non viene. Costa troppo. Raga, dai, qua il mercato. Mi servirebbe tutti i ruoli, vecchio. Purtroppo. Adesso abbiamo il Cuneo. Ettore Marchi in procinto. Ragazzi, questo sicuramente è il miglior giocatore. Cioè, allora, quanto lo paghiamo? 195.000. Sembra un buon giocatore. Cioè. Rimandiamo perché il primo deve essere di grazia, però, ragazzi. Cioè. Adesso ho fatto un po' di acquisti. Adesso vediamo questi qua intanto, ragazzi, perché sennò veramente vado rincoglionito con tutti questi nomi. Un attimo solo, vediamo. Palle. Ok. Aspettiamo un attimo, ragazzi, vediamo chi viene. Ribagua rifiutata. Di grazia non vuole accettare, porca puttana. Ok. 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 Raga, adesso giochiamo un po', perché sennò vi rimbambisco con tutti questi nomi, non ci capisco più niente. Dai, di grazia fa tutte e due le fasce, capito? Cioè, con lui veramente potremmo stare tranquilli, però. Perché al Qatar, beh, però 400, cioè solo lui compriamo.
Beh. Allora, come Serie A ti consiglio, allora, per risparmiare, allora, in porta, so che Szczęsny ce l'ho anche, ho trovato la versione, quella dei premi foot, è fortissimo, Andanovic, però con Donnarumma costa un cazzo ed è molto buggato. Poi come centrocampisti i migliori sono Skriniar, cioè Skriniar è una bestia, Manolas. A destra Cancelo o Florenzi, sinistra so che tanti usano D'Albert che è buggato, non lo so, sinistra sinceramente non saprei i concetti. Come centrocampisti Matuidi è una bestia, ma Milinkovic Savic no. Hamsik è fortissimo. Poi è cresciuta poco la Serie A, poi vabbè, Quadrado non è male come ala, neanche Perisic. Attacco non... attacco ho usato solo Higuain, quindi non saprei dirti sinceramente. Di Grazia. Di Grazia bisogna prenderlo, ma... addirittura... questo è quello che però vuole troppo. Porca puttana. Dai, almeno di Grazia, ne prendiamo uno. Luca Moro. Sì, ma cioè, non mi convince molto, sinceramente. Ok, la squadra si è ripresa, per fortuna. Vabbè, salviamo e andiamo. Sicuramente Matuidi ed Hamsik, Matuidi e Hamsik centrocampo sono fenomenali. Caro Kanjix. Vai raga, vediamo se riusciamo a battere il Cuneo. Sarebbe bello. Vai ragazzi. Purtroppo sono anche loro. Non sono stanchi neanche loro, chiaramente. Non ci credo, sulla linea. Vai Lombardo. Porca miseria, sulla linea. Fallo, porco. Provenzano. Il Grese. Fallo, ma dai. Osso Favale. Dai il primo gol. Madonna, sto qua sto qua in attacco, è una roba. Sì, mi sembra ci sia il VAR, sì. Però qua siamo in Serie C, quindi non la vediamo. Stiamo giocando anche bene, ma non riusciamo a trovare il gol. Davanti è morto. Dai ragazzi, dai. 5 tiri a 2. Stacco tra un po', se non lo so. Entro le massimo le 6 comunque. Dopo da correre un po'. Il primo tempo se ne sta andando purtroppo. No, adesso.
Occhio. Ma dai! Che ladrata di Mattioli. Ho la squadra morta, ragazzi. Allora, ho 2 infortunati anche, bene. Ok, poi è morto De Feo. Mettere Bernardini, Dio Cristo, che... sconfitta qualcuno in casa è brutta, eh. Stiamo giocando anche bene, ma ha preso un gol sul primo tiro. Ah, Navara, adesso la squadra è andata, ragazzi. Bravo Iolfi. La squadra adesso è un po' in difficoltà. Serve di grazia, almeno posso mettere... ho un cambio per le fasce. Dai ragazzi, dai ragazzi. Giovanni in attacco non mi segna nessuno, ragazzi. E Lombardo, poveretto, non può far tutto lui. Fuori gioco, madonna. Domando di più. Dai, almeno il pareggio, Cristo, siamo morti però. Lotteremo fino alla fine, purtroppo. Lotteremo fino all'ultima giornata. Dai, dai adesso, Provenzano, mettila in mezzo per qualcuno. Tira, fa male, gol! Fa male. Fa male la messa. Fa male la messa, adesso per piacere, teniamo che va bene anche il pareggio. Dai, cazzo. Dai, no, se ne è adesso, ciao. Dai, proviamoci, Bernardini! Mamma mia, Gresolini, Jovanovic, tira! Tira! Provenzano, mettila in mezzo! Tira, Bernardini! In aria! Ma vaffanculo! Mamma mia, per poco! Dai, dai, bravi. Alla fine eravamo distrutti. Peccato. Ma porca di quella porca. Porca. Questo è morto. Molto bene. 2 o 3 giorni. Guarda, basta, abbandono perché mi fanno incazzare. Di grazia puoi venire da me, di grazia, per piacere. Preso giocatore chiave. E vaffanculo anche il giocatore chiave. Ah, siamo contro chi adesso? I primi della classe, bene. Mamma mia, comunque buon Natale ragazzi, adesso arriva il 25 dicembre. Vabbè, questa fiore a Vercelli prenderemo tante di quelle bombe che lasciamo perdere. Una sfida molto impossibile, sì. Filippo Berra. Ma proprio Vercelli, possiamo rubargli qualcuno, no?
Non voglio parlare, voglio solo... No comment. Dai. Oh, l'è dura, eh. Prudente. Altro piede. La squadra non è molto contenta del prudente, però... modifica budget e prendiamo lui, ragazzi. È l'unico che possiamo prendere. Almeno abbiamo un ruolo, abbiamo almeno in fascia la possibilità di un cambio. E gli altri purtroppo no. Ho preferito, magari un giocatore può fare la differenza in questa categoria, speriamo. Speriamo. Ok. Il 3 dell'1 si unirà. Prima questo, ragazzi. Raga, purtroppo non posso neanche vendere un cazzo. Io prenderei l'attaccante, ma... Vediamo... Ecco, ma rivendere Jovanovic. Offre da altre squadre. Vediamo. Qua, ragazzi, sarà durissima, purtroppo. Palumbo, mi raccomando. È al posto di De Feo. Bernardini, anche se non è... mamma mia. Non possiamo fare altro, ragazzi, purtroppo. Vediamo Zanini, però. Zanini. Beh, dai, lo fa già un pochino meglio. Boh. Questa, ragazzi, penso che la perderemo, ve lo dico già. Siamo contro i primi della classe fuori casa. Però, vediamo. Dai. Aspetta, difesa. Dai, ragazzi. Sarà un'impresa disperata contro i primi della classe. Fermerei per un pareggio anche subito. Eccoli qua. Beh, ragazzi. Dai, raga. Comunque siamo la Lucchese. Siamo la Lucchese dei record. Il nostro obiettivo è la salvezza. Incoraggiamole, però... Occhio, schiavon. Questi giocano. Subito gol di Eros Schiavon. Ragazzi, è normale se così 5 tiri a 0 sono primi, cioè. Non è che possiamo pretendere di dominare. Vabbè, so Francone. Gatto raddoppia. Favale. Traverso. Siamo ancora vivi! No, fuori gioco, no, ma dai, potevamo riaprirla. Ma dai, che ladrata. Molti errori di Provenzano e solo cambio.
Che ladrata. Peccato, cazzo, peccato. Sorrentino, almeno tu, cioè non c'è un attaccante che riesca a fare un gol. Vai. Peccato, quel 2-1 poteva dare quel minimo di speranza. Però ragazzi, il stato della Provercelli è pieno, sono primi, sono gasati, ci sta. Lombardo è morto, poverino. Vai ragazzi. Favale. Grese lì. No, il Grese. Brutto errore del Grese. Sti qua giocano bene, eh. Giocano bene ragazzi questi. L'altone se sono primi ci sarà un motivo. Firenze, ex Venezia. Peccato, peccato. Dai, almeno un golletto per far paura. Zanini. Zanini. E c'è il gol di... Ancora fuori gioco, ma dai. Ma porco Diaz, però dai. Ma dai, 2 gol c'era proprio... Cioè, capisco perché sono primi, dai. Ma per cortesia. 2 gol annullati. Lombardo. È il Pirlo di Lucca. Lombardo. Vaffanculo. Dai. Dai che hanno paura. Dai che hanno paura. Dai che hanno paura. Dai che hanno paura. Dai, proviamoci, proviamoci. Molto offensiva, tutto per tutto. Lombardo. Non ci credo, Lombardo. Per Lombardo lo porto al Manchester City. Prendiamo il City. Lo porto al City. Peccato. Ah, che culo. Potevamo pareggiarla, però sono contento della squadra. Sono contento perché con la prima della classe abbiamo rischiato di pareggiarla. Peccatus, peccatus. Il cuore c'è. Va bene così dal Silvio Piola e tutto, ma va bene. Madonna, si incazzano tutti, boh. A me è piaciuta la squadra nel secondo tempo. Silenzio stampa, ciao. Lombardo è proprio forte. Speriamo bene, perché la clausola rescissoria non mi piace. Siamo ancora vivi. Vai, se perdiamo Lombardo sono dolori. Ok. Facciamo... Dai. Dai, cazzo. Contro la Juventus Under 23 voglio 3 punti, eh. Facciamo l'ultima partita. Quando giochiamo. Il 30 del 12. Facciamo l'ultima. E dopo fioi il come stacca.
peccato però, cazzo, perché Lombardo poteva veramente regalarci. Nessuna offerta. Vai, fuori dai coglioni. Sì, Abubu, un'altra partita. Abubu, grande Abubu. Vittorio Bernardo. Ah, quello lentissimo. Ma non so se posso rimandarlo. Vabbè, ascolta, è troppo lento, non mi convince. No, stasera niente live, sono fuori. Dai, vecchio. Ma allenamento, io vorrei. Io voglio fare il gioco sulle fasce. Vedi, non c'ho soldi. Porca puttana. Vabbè, tanto non me lo fa rimandare. Ragazzi, serve un attaccante. A questo punto poteva prendere. Che palle. Non ci abbiamo una punta degna di nota. Luca Moro, basta questo Luca Moro. Matteo stop. Ma non ho soldi. Cioè, comunque. Tanto non posso. Prendi Cassano. Andiamo Cassano se c'è. Al Sydney. Ma scusa, ma se c'è il Sydney, perché non c'è Usain Bolt? Boh. Purtroppo l'aver fatto un acquisto solo forte. Ok. Tavano. Facciamo l'ultima, raga. Attenzione, è nostro questo. Ah, però.
Portiamolo in prima squadra, Fe. Questo lo voglio provare. Qualche centrocampista buono ce l'abbiamo. Ma non vengono, Fioi, quelli purtroppo non vengono. Beh, l'Inter ha vinto solo 5-0, cazzo. Megoglioni. Raga, non ho money. Accettato. Demiro Pozzebon. Vaffanculo. No, questi non vengono, ragazzi. Simone della Morte. Ok, questo lo teniamo, sembra buono. Sembra buono questo. Anche se freddezza 5. No. Il Leeds sono una Bielsa. Però. Ok, vai. A cercare di vincere con la Juve. Non ci sono soldi, però cazzo, cioè, il precedente è veramente una merda, eh. Ultima partita, sturba, ma sturba. Sono tanto giovani. Ma tanto non vieni. Allora. Che bello, il portiere è morto. Allora, faccio la pazzia, metto sto giovane di merda, ora lo mettiamo e vaffanculo. Vediamo, la pazzia del cume. De Feo per Zanini. Lombardo devo dargli un po' di riposo perché se no muore l'uomo. Che palle. Lo mettiamo nel secondo tempo. Madrigalli. Niente. Vabbè, che Dio ce la mandi buona, ragazzi. Siamo senza il nostro. Siamo senza il nostro miglior giocatore. E senza il portiere. Speriamo di chiudere la live con un buon risultato, ma sarà difficile. Siamo contro la Juventus Under 23. Vai, diamogli un po' di un po' di carica. Emre Can! Sì, ciao Fiori. È stato bello, ragazzi, è stato bello, è stato bello. Si vede che verrà dall'infortunio, non lo so. Sì, ciao però, Fiori.
Beh, Conte è il giocatore della primavera, si vede che quando i giocatori sono infortunati li mettono qua, hanno ragione. Sì, ma non vincerò, cioè... Ciao. Sì, anche Perini in porta, è vero? Eppure sono sedicesimi, eh. Sì, è stato bello, sì. Che palle però, raga. Cioè, che cazzo fai a giocare, dai? Impossible. It's impossible. Finisce il primo tempo. Si prospettano 2 sconfitte consecutive. Mettiamo il nostro Lombardo. Vai. Vabbè, il giovane ha voluto fare una provocazione. Vediamo se si sveglia sto rincoglionito del Isufaj prestito del Chievo. Dai, raga, dai, ma non pareggio. Siamo a meno 2 dalla zona calda, eh. Siamo a meno 2 dalla zona calda. Purtroppo. E sappiamo che sarà una lotta fino all'ultima giornata, insomma, ne siamo abbastanza consapevoli, purtroppo. Ultimo cambio. Per Provenzano. Dai, cazzo, un pareggio almeno, siamo al 70°. Niente, si attacca solo la Juve purtroppo. Guarda che culo, dai, ma dai. Ma vaffanculo. Poi più di così, cioè, non so, Emre Can, Perin, Fernandes, cioè, come cazzo fai? Impossibile purtroppo. Adesso la prossima live arriva di grazia, abbiamo 20 giorni di riposo e speriamo di migliorare la situazione. Siamo ancora più 2 sulla zona calda di playout, va bene così. Gol di Fagioli. Se Juve è peggio, messa malissimo, si sveglia proprio oggi. Va bene. Vai Fischio, non voglio prendere una goleada. E vaffanculo. Allora, abbandono, ciao. Raga, la salviamo. Un saluto dal comandone e vi ringrazio per questa diretta. Ci siamo divertiti alla fine, dai. Siamo ancora a più 2 sulla zona play-out e retrocessione, però è dura. Speriamo che Di Grazia possa portare un po' di talento in più e fare qualcosa. Insomma, purtroppo l'attaccante non c'è niente. A questo punto potremo riprovare quell'altro che avevamo rimandato. A questo punto prenderemo lui.
Sì, 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 sì. Mi preparo assolutamente con giocatore per gennaio, anche se i soldi non ci sono, purtroppo. Raga, un saluto dal comandante veneziano, vi ringrazio. Un abbraccio. Ti voglio bene, Paul e Mangai.